Francesca Gambin, moglie di Andrea Braga. Iniziamo una nuova attività turistico-ricettiva per ampliare l'offerta turistica nel mondo della Lessinia, nel grande mondo della Lessinia. Le opportunità dateci dal GAL Baldo Lessinia sono per migliorare le capacità ricettive e dare una nuova offerta turistica. La struttura che andiamo a realizzare è in un contesto di una contrada del 1700 di antiche origini cimbre. Struttura che è andata a recuperare un vecchio opificio utilizzato da allevatori inutilizzato da oltre 60 anni. La nostra struttura offre un'accoglienza di 4 camere per dare un'ulteriore possibilità di valorizzare il territorio della Lessinia migliorando la presenza turistico-ricettiva del territorio. Attraverso i fondi del GAL Baldo Lessinia ci è stata data la possibilità di dare un valore aggiunto alla struttura stessa, migliorando la capacità energetica e le finiture interne attraverso l'arredo. Altrimenti avremmo dovuto rimandare nel periodo, chiaramente avendo maggiori risorse economiche. La collaborazione con il GAL Baldo Lessinia è stata innanzitutto molto efficace e molto semplice, con una forte disponibilità da parte degli operatori. Grazie a loro siamo riusciti ad inviare correttamente tutto l'aspetto burocratico, ottenendo velocemente le autorizzazioni necessarie per accesso ai fondi stessi. La struttura verrà pronta nell'aprile 2021 e siamo in attesa di accogliere nuovi clienti. Un grazie al GAL Baldo Lessinia. Terremo monitorata la situazione e l'uscita di nuovi bandi affinché avremo la possibilità di poter migliorare la nostra offerta turistico-ricettiva.